tavolo e ragionare assieme anche all'altra parte per trovare una soluzione e una quadra alla cosa. Il ramoscello d'ulivo dopo la tempesta del TAR del Veneto. Si cerca la pace tra i soci di Asco Holding, una tra le migliori società a gestione pubblica d'Italia. Utili costanti, organizzazione razionale, servizio ai clienti che dà profitto che viene poi utilizzato al servizio dei cittadini. Questa è la galassia Asco oggi e in un'Italia piena di carrozzoni è quasi una mosca bianca che però deve sottostare alla mannaia della legge Madia, nata per chiudere le partecipate, ovvero i poltronifici della politica, togliendo alle pubbliche amministrazioni le partecipazioni a società commerciali. Questa legge però, calata in una situazione come la nostra, di ottima gestione, di capacità imprenditoriali, eccetera, va a finire che diventa una negatività. Sottolineatura del presidente Giorgio Della Giustina, che ora si trova a gestire due idee diverse sul futuro di Asco Holding. Da una parte la maggioranza dei sindaci che vogliono una trasformazione interna in maniera che nulla cambi di fatto, e l'altra con la quotazione in borsa che prescrive la legge. Da ieri i primi hanno però perso la prima battaglia perché il TAR del Veneto ha bocciato il loro progetto societario, rimettendo tutto alla prossima assemblea dei sindaci. Dal punto di vista delle bollette non cambia assolutamente nulla perché è una gestione aziendalista. Dal punto di vista di una scelta sia da una parte piuttosto che da un'altra cambia molto anche sulla governance della società.